qui candidati ancora una volta per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. La mia è una candidatura fortemente voluta dal partito, in questo momento devo dire di difficoltà un po' generale, perché è una difficoltà che investe tutti i partiti. Siamo qui proprio perché per mettere al servizio e a disposizione di questa terra e della Sicilia la mia esperienza di Presidente della provincia, di parlamentare nazionale e dei 5 anni trascorsi in Regione Siciliana con un ruolo anche importante di Vicepresidente della Commissione Sanità. Un'esperienza che è stata veramente positiva per quanto mi riguarda, perché è stata un'ulteriore crescita per conoscere tutti i problemi che affliggono purtroppo questa terra. Maria Rosaria Colletti di Ravanusa, perché ha deciso di impegnarsi per le prossime elezioni? Come professionista in politica credo che sia importante dare la nostra preparazione per idee, progetti e innovazioni. Siamo nuove in questo ambito, ma possiamo dare la certezza matematica che ribadisco, le idee, i progetti, cose innovative soprattutto per le imprese, per le piccole e medie imprese, per le start-up, abbiamo degli ottimi programmi anche fra di noi candidate donna, affinché poi anche i giovani ne possano usufruire con agevolazioni e quant'altro. Per quanto riguarda il mondo dell'agricoltura, che è un mondo che mi appassiona in particolar modo, indipendentemente dal fatto che sono consulente fiscale e tributaria, ho sempre cercato di ascoltare gli imprenditori con le loro problematiche, l'acqua, quella che è sempre venuta a mancare, quella che quando c'è non viene utilizzata, soprattutto negli invasi e nelle dighe, che spesso, soprattutto dalle mie parti, pur essendoci, è stata buttata a mare perché per ovvi motivi non poteva essere utilizzata. Francesca Centinaro è una donna, una professionista che ha scelto di candidarsi a queste elezioni del 5 novembre, come mai? Inizialmente la proposta è arrivata dal gruppo che mi sostiene di Alternativa Popolare San Giovanni Gepini e Cammarata. È stata una scelta molto sofferta, ma credo che sia un dovere per me oggi dare seguito a quelle che sono le esigenze dei miei conterranei e soprattutto a quella che è la loro rabbia, perché è una rabbia condivisa. La Sicilia si trova a vivere un'emergenza per la quale oggi bisogna scegliere per competenza, per professionalità, non bisogna scegliere per protesta né tantomeno per colore politico. Quindi ho scelto di candidarmi per farmi portavoce di quelli che sono i bisogni della mia comunità e soprattutto di quelle che sono le necessità della zona della montagna. Il senatore Moninello ha deciso di scendere in campo, come mai? Mi sono candidato per dare anche il contributo della mia esperienza non solo in campagna elettorale, ma ovviamente, se eletto, all'Assemblea regionale. Ritengo che in questi 5 anni l'Assemblea regionale, e quando parlo dell'Assemblea regionale parlo non soltanto dei partiti di maggioranza ma anche di quelli di opposizione, non ha dato bella mostra di sé, ha giocato al ribasso e credo soprattutto che si siano minate le ragioni stesse dell'autonomia. Con la mia personale esperienza di 4 legislature al Parlamento, dove credo di aver ben rappresentato la provincia di Agrigento e i siciliani, con la mia esperienza di vita, di uomo, di professionista, di imprenditore, credo di avere la possibilità di poter fare qualcosa e soprattutto di ben rappresentare gli interessi reali dei siciliani.